Riparte dall'agriturismo Monti Stulargiu il Festival delle Bellezze, l'edizione 2023. Quest'anno ci saranno ancora più tappe tra bellezze del Nord Sardegna a livello culturale e turistico e tanti artisti di livello. In questa edizione del Festival delle Bellezze, la sesta edizione, avremo tante novità. Intanto a cominciare dagli artisti, perché porteremo nuovi artisti come ad esempio Gio Perrino, avremo il coro femminile Eufonie dei Gavoi, ma anche notevoli e pregiate riconferme, quindi Tazenda, Ibertas, Maria Giovanna Cherchi. Ritorneranno gli amici dei Tenores di Bitti e poi le location. Passiamo quest'anno a 11 comuni, avremo quindi sicuramente Stintino, Valle d'Oria, Sorso, Ploaghe e nei luoghi più suggestivi e interessanti dal punto di vista non solo monumentale, archeologico ma anche paesaggistico. Per esempio a Valle d'Oria il bellissimo concerto che abbiamo in programma all'Imbarcadero alla Foce del Coghinas. E noi crediamo che l'edizione del 2023 sarà la più bella di sempre. Il Festival delle Bellezze è un festival che gira le bellezze culturali ma anche turistiche del Nord Sardegna. Quindi come prima tappa si parte da un posto veramente magnifico che è Monti Stulargiu, l'agriturismo Monti Stulargiu, che ha una storia bellissima che è partita più di 20 anni fa e che continua ancora oggi. Siamo nel Nord Sardegna, come sapete, a Valle d'Oria, un bellissimo paesino che è al centro del Nord Sardegna, si vede tutto il Golfo dell'Asinara, una lunga spiaggia. Tanti turisti la scelgono come meta per girare tutte le spiagge circostanti. E dopo la spiaggia vogliono anche stare bene, rilassarsi e mangiare soprattutto. Star quassù, in questa terrazza, rilassarsi e soprattutto poi ci chiedono la naturalezza delle pietanze, ci chiedono poi di sentire i sapori di un tempo, è quello che noi tentiamo di fare da anni. Hanno iniziato i miei genitori, poi pian piano abbiamo portato avanti noi figli. Ecco, voi figli che avete tutti delle mansioni, tu ti occupi della cucina, del salumificio, quindi hai le mani sui prodotti fantastici. Una bella responsabilità, ho la fortuna anche di avere tanti ragazzi che ci danno una grossa mano qua, perché non è facile oggi avere quella passione. Poi soprattutto c'è tanto sacrificio dietro, perché poi trasformare un prodotto e portarlo in tavola sembra facile ma non lo è molte volte. E quindi siamo 4 fratelli, come hai accennato tu poco fa, ognuno si occupa di una mansione, abbiamo un piccolo salumificio, un caseificio dove trasformiamo tutti i nostri prodotti da anni. La nostra caratteristica principale è tentare di portare poi al tavolo dei prodotti al naturale, con dei sapori di un tempo, senza conservanti, senza la trasformazione poi del prodotto industriale, e questa è il succo, la cosa più importante della nostra azienda. Con la Pasqua è iniziata una stagione, durerà fino in autunno, bisogna passare da Monti Stulargiu. E quello lo spero, ci siamo qua da anni, tanti ci conoscono e per chi non ci conosce lo aspetteremo volentieri per trascorrere una bella serata assieme.